Il modello veneto della sanità è un modello che ci viene invidiato da tutta Italia. Confartigianato scende in campo a difesa della sanità veneta. Dopo i vicentini che hanno elogiato gli standard di una sanità di cui sono fruitori, anche le categorie produttive hanno deciso di schierarsi a favore di un sistema sanitario che ha dimostrato di reggere, come pochissimi altri, l'urto della pandemia, restando all'avanguardia e sperimentando soluzioni innovative di prevenzione e cura del Covid. Sicuramente abbiamo vissuto dei momenti di stress per le strutture ospedaliere, però siamo stati bravi ed efficaci nel risolvere un problema che non era conosciuto a nessuno, una pandemia nuova. Dunque per me è un risultato veramente importante quello che ha ottenuto la sanità in Veneto. Eppure, nonostante l'impegno quotidiano e la capacità di guardare lontano con screening efficaci e soluzioni efficienti di fronte a una pandemia che ha travolto e messo in ginocchio i sistemi ospedalieri dei paesi più all'avanguardia a livello mondiale, la sanità veneta col suo modello, che si è dimostrato solido, è stata attaccata troppo spesso in modo strumentale, a volte in spregio ai numeri, alle statistiche, ai dati scientifici. L'ultimo sgarbo arriva dall'Europa con la mappa del rischio Covid che pone il Veneto in zona rosso scuro, nonostante la regione abbia chiarito che chi è più virtuoso e trova più casi di positività grazie a un ampio screening non deve essere penalizzato rispetto a chi, effettuando meno tamponi, scova di conseguenza meno contagiati. Insomma, serve una modalità unica per rilevare la diffusione del virus, altrimenti, in presenza di inesattezze, invece di fermare il Covid si produce caos, con danni economici e sociali. Dal mondo politico italiano e dagli organismi europei ci si aspetta esattamente lo stesso senso di responsabilità che viene chiesto a ogni singolo cittadino per combattere l'epidemia del secolo. È col nostro senso di responsabilità che riusciremo a far fronte a questa pandemia. Più ci sarà senso civico e prima usciremo da questa crisi pandemica.